siamo felici e grati. Che cos'altro devo aggiungere? È stato... Adesso festeggio con tutti coloro che sono loro da festeggiare, che hanno portato me a questo risultato bellissimo, ed è giusto anche godere di questo momento con... L'astensionismo invece, cosa vuole dire? Ma io in realtà, se devo essere sincero, non conosco i dati, quindi non li posso commentare. So che abbiamo vinto con un ampio margine, questo ci dà ulteriore convinzione, ulteriore fiducia sul fatto che si possa fare la politica senza basarsi sul calcolo, ma contando e tenendo fede ai propri valori. Ha sentito l'avversario? Non ancora, ma lo sentirò sicuramente presto, perché con Ferdinando abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto. Sono certo che questo rapporto continuerà, tanto più che al di là della politica ci sono i rapporti umani che contano sempre di più. La prima promessa per Siracusa quale sarà? Che portiamo al più presto un po' di decoro in alcune zone dove, io l'ho ammesso, durante la campagna elettorale siamo rimasti molto indietro su alcune cose, quindi bisogna intanto partire dalle cose che non hanno funzionato e poi continuare a lavorare dentro e a terra per la città. Per un calendiano come lei la forza per un calendiano come lei l'arrivo di Bandiera è stato determinante. L'arrivo di Edi è stato una prosecuzione naturale di un percorso di coerenza dei principi che io intendo ancora una volta affermare, perché sono quelli che hanno vinto, al di là dei candidati. Ha vinto la partita del ballottaggio con un ampio margine sull'avversario Ferdinando Messina, il sindaco uscente Francesco Italia, forte di un vantaggio che via via si è fatto sempre più largo rispetto al suo competitor, che ha ceduto anche il roccaforte dei quartieri popolari, al primo turno saldamente in mano alla corazzata Messina. Il ballottaggio è un'altra partita, le 11 liste in appoggio contro le 5 del vincitore dimostrano una volta di più di come il secondo turno può produrre cambi di rotta dell'elettorato. A Siracusa determinante è stata la scelta di Edi Bandiera di appoggiare Italia, in netto contrasto con le scelte del partito, sbattendo la porta in faccia ai leader regionali e provinciali di Forza Italia che hanno puntato sul Messina. Per l'ex assessore regionale l'incarico di vice sindaco è la soddisfazione di aver determinato la vittoria dell'alleato. Avevo fatto delle previsioni che misi per iscritto al presidente Schifani, avevo dettato questo scenario. Non ci ha pensato un attimo, ha ritenuto di mettere da parte Meccio, che rappresento assieme a tanti addetti ai lavori, assieme a migliaia di cittadini di questa città e di questa provincia che non hanno mai mancato di dare la loro preferenza, tanto consenso a me e al partito. Si è fatta una scelta diversa, se ne assumeranno le responsabilità in tutte le sedi. Certo, questo è l'unico comune capoluogo di provincia dove il sindaco lo esprimeva Forza Italia, hanno perso clamorosamente per le scelte che hanno fatto, che si sono sostanziate nel voler assecondare il voleo del deputato Gennuso, che ha imposto una candidatura che è risultata perdente, ma al quale va riconosciuto l'onore delle armi. Anche Fabio Granata, esponente di punta della destra siracusana, gettando il cuore oltre l'ostacolo in polemica, perché lo accusava di aver deviato a sinistra, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe. Io sono sempre stato fiducioso della capacità di questa città di cogliere i segni di buon governo di questi ultimi 5 anni e di una campagna elettorale giocata tutta sul rispetto dell'avversario, illustrando le nostre idee, i nostri progetti e i nostri programmi. Lui ha dimostrato di avere un grande radicamento sociale e popolare, Francesco Italia, che va ben oltre partiti, coalizioni, perché il nostro è un patto civico tra soggetti che hanno provenienze diverse. Io ho una provenienza, come tutti sanno, dalla destra italiana, dalla destra sociale. Lui è un uomo di sinistra moderata legata ad Azione, ma la cifra politica non è stata questa, è stata quella di un grande patto per la città e ha funzionato, e adesso guardiamo con grande attenzione a un governo della città difficile, perché dobbiamo migliorare in tante questioni, ne siamo consapevoli. Abbiamo posto le basi per questo miglioramento e per questa crescita, e abbiamo una buona notizia, che adesso c'è un consiglio comunale con cui confrontarci e trovare insieme soluzioni. E complimenti anche a Ferdinando Messina per la campagna elettorale che ha portato avanti. Bisogna mai infierire sui vinti, ma bisogna avere una logica da città. Adesso siamo siracusani, dobbiamo lavorare insieme.